In merito al grave episodio che è accaduto venerdì, tra l'altro di giorno, che ha visto questo ragazzino vittima di un'aggressione da parte di alcuni suoi coetanei, io esprimo tutta la mia vicinanza, anche da mamma, al ragazzino coinvolto e alla sua famiglia. Le parole di vicinanza dell'assessore Pesce al minorenne pestato selvaggiamente dal branco in pieno giorno tra negozi aperti di via Don Tosatto proprio sotto la sede dell'ULSS 3 a Mestre, a poca distanza dall'ospedale dell'Angelo. La vittima, come detto, un minorenne italiano aggredito venerdì scorso tra le 15 e le 17 da una baby gang, un gruppo di 7-8 coetanei, per lo più di nazionalità straniera. Secondo le prime ricostruzioni, il minorenne sarebbe stato insultato, accerchiato e picchiato brutalmente con calci e pugni anche al volto dal branco per motivi ancora da chiarire e al vaglio degli inquirenti con la questura incaricata delle indagini. Il ragazzino, dopo il pestaggio, rimasto sanguinante, riverso a terra sull'asfalto sotto gli occhi terrorizzati e attoniti dei passanti che non hanno esitato a intervenire. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi, arrivati nel giro di pochi minuti con le volanti della polizia e l'ambulanza con i sanitari del SUAM 118. Alla vista delle sirene, il branco si è dato alla fuga, disperdendosi tra le vie circostanti. Confido veramente pienamente nell'operato delle forze dell'ordine che sono già al lavoro per fare piena chiarezza sull'accaduto e identificare i responsabili. Il ragazzo ferito ma cosciente è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è stato trattenuto per ore in osservazione al pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma profondo lo shock, così come i traumi e le ferite riportati. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per risalire agli aggressori, come detto, anche grazie alle testimonianze dei passanti e negozianti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.